Per l'appuntamento di oggi con il Centro Culturale Roberto Ronchi, la linea va a Francesco Nasari e Tina Ghilardi. Buongiorno e benvenuti. Grazie, un buongiorno Nasari e un bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Un abbraccio a tutti dal nostro appuntamento domenicale. Anche oggi ci sentiamo sul canale 740 televisivo e quindi in tutta Italia possiamo manifestare la nostra gratitudine perché bene o male di quelli che avevamo cominciato a contattare, a creare quei gruppi nel meridione d'Italia, in particolare Abruzzo, Puglia, in Basilicata, in Lucania più che altro, 5 o 6 sono stati poi eletti e, come abbiamo detto già la domenica scorsa, non è una questione di numeri perché noi non abbiamo mai fatto questione di numeri, è semplicemente l'essere riusciti a far comprendere, esportare una cultura di tipo politico, il pensiero semplice in fondo del federalismo, dell'autonomia e della responsabilità che abbiamo coltivato, che stiamo coltivando da 35 anni e esportarlo e farlo comprendere. Poi certo va aiutato, va discusso, va implementato perché un conto è la logica partitica esistente nel sud in particolari forme e un conto è l'aspetto culturale politico che noi abbiamo iniziato fin dal 2003 e che oggi dal punto di vista dei numeri ci sorprende perché vuol dire che è andato al di là di ogni speranza e questo grazie a Tina, grazie a Giordano che hanno mantenuto con una forza incredibile la nostra associazione e hanno permesso di fare quel poco lavoro che siamo riusciti a compiere e non a portare a termine e a iniziare perché adesso ci aspetta un ulteriore cammino e nei prossimi mesi prossimo riprenderemo le nostre peregrinazioni nel sud Italia. Anche perché i progetti non terminano mai, ma devono sempre continuare a migliorare. Certo, ho parlato io perché tu non avrei potuto dire esattamente e esaltare i tuoi meriti perché tu non l'avresti mai fatto. Invece tu e Giordano avete veramente fatto moltissimo. Oltre, devo ricordare anche tua sorella, perché poi siamo 3-4 famiglie e i nostri figli perché ci hanno dato una mano anche nei momenti in cui c'era da spedire materiale edile, l'hanno fatto, quindi anche questi aspetti che sono molto concreti hanno consentito di fare quello che sorprendentemente adesso vediamo dai primi risultati dopo 15 anni, più o meno 16 anni. C'è una chiamata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono io. Buongiorno. Volevo dire che comunque secondo me molti dei problemi che si dibattono ultimamente sulle crisi in Europa e in Italia, secondo me dipende molto dal dualismo principale secondo me che c'è in Europa è tra il principio etico che vige in Mitteleuropa, per cui parzialmente la Padania appartiene, e tutto quel mondo mediterraneo. Io lo faccio un esempio. L'interesse di macchine tense conosco il mondo tedesco, però da piccolo mi sono formato con i telefilm dell'ispettore Derrick, dove si rappresenta proprio l'etica poliziesca europea, non è solo un telefilm, con l'etica mitteleuropea. Io infatti i telefilm di Montalbano non sono mai riuscito a guardarli, a concepirli. Questo secondo me è il problema principale dell'Europa. Va bene, grazie. Sì, indubbiamente ha toccato un punto che è importante. Culturale. Ha toccato il punto culturale, sì, perché attraverso diciamo quello che ci fanno vedere alla TV si vede il carattere rispetto l'aspetto culturale di un paese rispetto a un altro. Ma infatti se siamo riusciti
a coltivare questi piccoli gruppi in singole zone l'abbiamo fatto attraverso conoscenze professionali, attraverso amici, attraverso parenti di amici, cioè in piccoli nuclei con i quali abbiamo parlato per anni, perché in effetti il modo di pensare è decisamente diverso, non è facile. È difficile riuscire a far capire l'utilità di un pensiero pragmatico, semplice come quello federalista, autonomista e di responsabilità, l'utilità anche per loro. Nel momento della crisi l'hanno capito, l'hanno sviluppato, seppure con difficoltà, perché i due aspetti, partitico e culturale, non è che abbiano una convivenza poi così semplice, così facile. Occorre coltivare, occorre dare idee, occorre mantenere contatti, come mirabilmente tu stai facendo, e di questo te ne va dato atto, perché sei una lavoratrice infaticabile. È vero. Abbiamo fatto quello che si può fare. Certo, c'è molto da fare perché le culture sono sostanzialmente diverse e chi poi ha lavorato in contatto sa che qui adesso l'aspetto è che ci gioca forse sempre ancora i media o meno nel far vedere le differenze in maniera magari negativa. Sì, occorre incanalare le differenze secondo un pensiero che è adattato alle specificità, perché se non si fa quello, cosa che abbiamo cercato con i nostri umili mezzi di fare, se non si fa quello non si va da nessuna parte. Questo è quello che anche con l'esperienza, anche con gli errori commessi, con le battute d'arresto abbiamo imparato e stiamo imparando, perché impariamo giorno dopo giorno. Esatto. Qui per esempio a Milano ieri, parliamo un attimino di sicurezza o meno, è successo un fatto increscioso, forse l'avrete sentito dai media, che riguarda proprio coloro che lavorano col pubblico, no? Il caso della... Abbiamo ancora una chiamata, Tina, sentiamo la chiamata, dopo ne parliamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Bruna dalla provincia di Treviso. Buongiorno Bruna. Mi chiedo quando ci sarà il cambiamento in Europa, perché con le votazioni si dovrebbe fare la nuova Europa, perché quello che ho visto ieri sera nella lettura dei giornali, sul giornale di Sallusti, cosa ha fatto la Germania? Ha dato dei tranquillanti degli extracomunitari, 1.000-1.200, e poi con l'aereo li hanno portati in Italia. Dunque, il cambiamento... No, certo, è vero. Il cambiamento dell'Europa è un cambiamento di tipo strutturale. Cioè, noi siamo europei, siamo orgogliosi di essere europei, portiamo la nostra cultura, il nostro modo di vedere dalle nostre parti più mitteleuropeo, a Treviso come a Milano, come a Torino, più mitteleuropeo, quindi nel blocco che sta intorno alle Alpi, quindi una cultura alpina, ma è un'Europa magnifica, fatta da differenze culturali stupende che sono integrabili, e questo è un lavoro da fare come quello che abbiamo fatto noi al sud, integrabili e da integrare, perché l'Europa è il cuore pulsante della testa del mondo, ancora oggi, nonostante tutto e nonostante tutti. Il cambiamento da attuare è un cambiamento di tipo strutturale. Questa non è Europa, o meglio, l'Unione Europea così come concepita, che non ha nulla a che vedere col mercato comune che era stato concepito da De Gasperi, da Adenauer, alla fine, subito dopo la fine degli anni 50, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, è una cosa completamente diversa quella che si è andata ad attuare. È una struttura di tipo burocratico-finanziario. Sostanzialmente è un'espressione lattamente di pensiero marxista. È non dico sia come l'Unione Sovietica, ma il concetto sotto questo profilo
di una struttura burocratica che ha come propria base l'elemento finanziario, è chiaramente una struttura a indirizzo totalitaria. Non è questa l'Europa. L'Europa, lo spirito europeo è uno spirito libero. Quindi l'Europa della libertà, l'Europa delle capacità è una cosa completamente diversa da quella struttura che è stata messa in piedi dai potenti che l'hanno voluta. Non per niente l'iniziatore e l'alfiere ne è stato Prodi, che casualmente era il consulente della Goldman Sachs. Casualmente i presidenti della commissione sono tutte persone che o prima o dopo hanno avuto a che fare con questi grandissimi enti finanziari. Non è un caso. È un'Europa che non rispecchia lo spirito dell'Europa, lo spirito dei popoli europei. E lo spirito dei popoli europei prima o poi verrà fuori. Certo, occorrerà anche trovare la maniera tecnica, in questo caso è puramente tecnica, di chi sa usare i cacciavite e le attrezzature necessarie per smontare, modificare e comunque rendere più consono a quello che stiamo dicendo le strutture che sono state create. Questo nel suo insieme. Dopodiché che la Germania dei tranquillanti a questa gente più o meno lo potevamo immaginare, quelli che vengono restituiti sono quelli di prima accoglienza che secondo i trattati oggi come oggi devono essere ricevuti. Questo come spiegazione. Certo, poi non dimentichiamoci che diciamo in campagna elettorale chi praticamente metteva lo sfaurazio su quello che riguardava la Lega o cose erano comunque le banche. Almeno qui in Italia si è visto anche qualcuno delle banche uscire e parlare con i commercianti in merito e così. Quindi in un certo senso c'è sempre questa guerra finanziaria, si può dire, di cui parlavamo. È guerra finanziaria, è guerra. Di cui abbiamo parlato spesso in passato. Ecco, lo Certo. stesso, l'Europa è un'Europa basata sulla finanza, è quello che bisogna un attimino cercare di vincere, il fatto che deve essere un'Europa di popoli e non devono comunque cambiare. No, sotto questo profilo non c'è il minimo dubbio. Dicevi di Milano. Sì, dicevo della questione che è importantissima della sicurezza, bisogna in qualche modo, tu parlavi adesso di essere comunitari o meno, ma possono anche non essere comunitari, non discuto il fatto che così si possa permettere di bere dopo un certo orario fuori del locale o meno. Fatto sta che questa persona ubriaca che molestava così alle 2 di notte praticamente ha rotto il finestrino e poi ha picchiato anche il conducente dell'auto. Adesso saranno in corso le indagini o meno, però sul lavoro ci deve essere una sicurezza e questo è un fattore molto importante che deriva anche dal fatto se tornano, sappiamo chi sono, chi non sono, ma anche perché bisogna mettere anche delle regole sulla questione del bere. Queste volte sono locali piccoli, la gente staziona fuori da questi locali piccoli, bevono in strada e mi chiedo come questo sia possibile. Sì, è un fenomeno che è stato segnalato un po' in tutta l'Alta Italia, cioè questi rivendicatori di drink e roba del genere che fungono sostanzialmente da bar. Ecco, è molto grande, quindi probabilmente succedono di più, però sono cose che non devono succedere da nessuna parte. E no, certo, creano disordine. Certo. Chi lavora deve essere assolutamente tutelato e adesso io qui su 2 piedi forse sono sull'onda dell'emozione, non so come, però secondo me c'è carenza di qualcosa nella tutela o da parte di chi è il datore di lavoro, in questo caso ATM o in Milano, non so, ma comunque su queste cose qui. E poi il fatto proprio che io vedo anche nel mio piccolo che ci sono dei bar, poi fuori da questi bar che
poi più che altro sono birrerie, fuori da queste birrerie stazionano questi gruppi di 30 o 40 persone, Esatto. anche col disturbo alla quiete pubblica. Ma poi io mi chiedo, sarà possibile mettere un divieto di bere per strada o cosa? Uno deve essere all'interno del locale e non sostare così 40-50 persone fuori da un locale. Così sono dei temi che... No, tieni conto che è un fenomeno che viene segnalato in tutto il nord Italia, il fatto che ci siano queste rivendite di alcolici, di birre, che dovrebbero essere negozi di smercio, in realtà diventano dei veri e propri luoghi dove alle 2-3 di notte del mattino si aggregano personaggi, normalmente sono extracomunitari abbastanza frequentemente, e che fanno chiasso, ma sono anche italiani, sono anche perché vedo anche c'è di tutto, persone certo. che vederle così sono, però io mi chiedo se non ci deve essere un limite alla questione del bere, nel senso di dire, uno è vero può uscire la sera, ma diciamo che se va in un locale fuori può bere la sua bottiglietta d'acqua, però gli alcolici no, cioè la birra no. Il fenomeno comunque non è diffuso solo al nord. Anche una persona, ecco, voglio dire, la polizia vede uno che beve con la birra in strada e dice no, è passato l'orario, non si beve in strada. Cioè, a mali estremi rimedi, voglio dire. Tieni conto che è un fenomeno che, vi hanno detto, viene segnalato e diffuso un po' in tutto il nord, ma non solo. È notizia di questa mattina quel pensionato, quell'83enne di Napoli, che ha un chiosco di birreria, di rivendita di alcolici che aveva sotto casa. Alle 2-3 del mattino è uscito con la pistola e tragicamente ha sparato al gestore del chiosco, uccidendolo e ferendo la figlia. Cioè sono fenomeni che vanno certamente regolati, sono fenomeni che non sono tollerabili sotto il profilo di una convivenza civile, perché in effetti poi possono dar luogo a qualunque esito, compreso quello che tragicamente abbiamo appreso stamattina dalla stampa. Cioè, sostanzialmente la vita ordinata significa anche quello, significa anche quando sono fissati gli orari di chiusura dei bar, i bar chiudono, non ci deve essere la rivendita aperta alle 2 del mattino che diventa la succursale non controllata e incontrollabile del bar. Sono bar aperti che stiano dentro il locale. Ma o anche quello, però questi locali sono effettivamente normalmente, purtroppo, normalmente tra virgolette, completamente fuori regola e si diffondono e sono diffusi nelle città, nei paesi. Ripeto, l'episodio di questa che questa mattina abbiamo letto sui giornali è abbastanza tipico, cioè è un problema che è diffuso ormai un po' in tutta Italia, perché ripeto è successo a Napoli, non è che sia successo a Milano o a Torino. No, ma sono esagerati, spero che nessuno arrivi agli estremi, perché molto probabilmente era un po' troppo esaurito questa persona. E non sono espressioni di razzismo sono espressioni di intolleranza, perché non è tollerabile una cosa del genere, tutto qua poi alla fine. Però è un problema grave. È un problema grave che va sicuramente... È una cosa di cui bisognerà comunque che occuparsene, perché non è possibile in questo modo. No, anche perché situazioni in questo... c'è già la movida presso il Naviglio, una cosa e l'altra, che cioè è d'accordo spostare in periferia, ma con una certe regole, nel senso che io ribadisco sempre, se il locale contiene 50 persone, per dire, non li puoi far entrare 100, quindi è ovvio che poi escono e tutto quanto, quindi anche qui è arrivato un limite, stop.
so, cioè perché devo farne entrare, gli altri così escono col bicchiere in mano, io tanto ho questa cosa del lucro. Se lo spazio è fatto per sto persone basta. Ecco, cioè teniamo conto che c'è anche un altro aspetto, cioè si formano un po' dappertutto. Questa aggregazione di gente che aggregandosi alle 2 o 3 del mattino non dà l'idea di dover andare a lavorare alle 6 del mattino dopo. No. Ecco, quindi aggregazioni di persone che sono sotto controllo, che non si sa bene cosa facciano e sostanzialmente nella migliore delle ipotesi creano disordine sociale, ma è probabile che abbiano anche a che fare con attività non propriamente lecite. C'è anche questo aspetto che è un aspetto che sicuramente va controllato, però il fenomeno è diffuso, tu ne hai citato giustamente Milano, ma lo spunto è dato da quello che è avvenuto stanotte a Napoli, cioè in sé per sé è un fenomeno che rischia di diventare intollerante e che comunque nulla ha a che vedere, tanto per essere chiari, con la questione della legittima difesa, perché in questo caso più non c'entra assolutamente niente. Ora, perché qualcuno poi ha tirato fuori dando la colpa a noi e a Matteo in particolare per questa facilità di uso delle armi. Non è assolutamente vero, non è assolutamente così. È un fatto esasperante che esaspera tutti e che è diffuso non solo al nord, dove lo stiamo lamentando ormai da un decennio, ma è diffuso, lo dimostra il fatto di questa notte, è diffuso anche al sud e la cosa diventa evidentemente preoccupante. Ripeto, è un fenomeno di pubblica sicurezza, di controllo, di abuso di un esercizio di un'attività commerciale, perché sostanzialmente è quello, attività commerciale che diventano esercizi di bar piuttosto che di ristorante. Questo non è consentito e non sono consentiti orari di questo tipo e aggregazioni di questo tipo. Questa è la segnalazione, questo è il senso che volevamo dare all'intervento, ecco, a quello che abbiamo detto. Appunto, io quello di Napoli non l'avevo ancora letto, a dire la verità, non può. No, avevo accennato che era successo un fatto grave. Conferma quanto succede perlomeno anche nelle periferie. Non parlo anche della mia, ma questo è il fatto. Difficile attuazione, adesso vediamo, perché il sindaco ha detto che sarà il DASPO finalmente, perché l'avevamo già detto e proposto all'interno per tutta Milano già all'inizio e si era rifiutato di rifiutare il nostro sindaco c'è da dire che non è neanche così semplice, perché tutte le norme burocratiche che noi abbiamo, l'accumulo di norme che rendono praticamente invisibile una vita che dovrebbe essere invece serena, creano sovrapposizioni di leggi fra leggi nazionali, leggi regionali, leggi locali. Principalmente la gestione di questi fenomeni dovrebbe essere a livello locale, che impediscono o rendono difficile una esatte prese di posizione e precisi interventi. C'è anche da dire questo, cioè che la complicazione folle della sovrapposizione delle nostre norme dalle norme generali a quelle che dovrebbero essere generali alle circolari rende difficilissimo e pieno di responsabilità per chi le vuole applicare il controllare e gestire il fenomeno. C'è effettivamente da insistere e darsi da fare, perché obiettivamente è una situazione oggettiva che non si può tollerare. Questo lo diciamo. Ha detto che il nostro tempo è terminato, quindi dobbiamo qui salutare. Va bene. Quindi un abbraccio caloroso ai nostri radioascoltatori e a domenica prossima. Viva il Lombardo Veneto, viva l'Europa dei popoli e un abbraccione sempre grande da amici, affettuoso a Matteo. Avete ascoltato Centro Ronchi. E lucevano le stelle
Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D40.